l'autopsia sul corpo del 17enne Aymen Abda Benameur, ucciso a Varago dal 18enne Elia Fiorindi. Non solo 2 colpi ricevuti dal ragazzo fatale, è stata una coltellata al cuore. Potrebbero essere scarcerati nelle prossime ore i 2 trevigiani fermati per la violenta rapina al negozio Foot Locker a Treviso. In mattinata intanto allarme alla gioielleria di Piazza dei Signori, arriva la polizia, ma nessun ladro. Lo schianto di Gorgo al Monticano ha costato la vita alle giovanissime Barbara Brotto ed Eralda Spallari. Lo scorso 4 marzo disposte 3 perizie sulla dinamica del sinistro. Vigili del fuoco, protezione civile del Veneto in soccorso delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. L'assessore Bottaccin spiega: qui la situazione è stabile. Il Conte bis potrebbe riservare delle sorprese. Il sindaco di Treviso rieletto parla di riorganizzazione delle deleghe, ma dice no all'ipotesi di diventare segretario nazionale della Lega. La nota dei tecnici del Senato che mette in discussione la validità del progetto di autonomia differenziata del ministro Calderoli, poi ritirata, aumenterebbe le disuguaglianze. Giovani sempre più distratti alla guida anche per l'utilizzo del cellulare. Venerdì nuova edizione al parcheggio dello stadio di Monigo della campagna sulla sicurezza dell'ACI con crash test e simulatori. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati in apertura. Varago con l'omicidio, oggi l'autopsia sul corpo di Aymen, l'esito è questo: ad ucciderlo è stata una coltellata al cuore. Aymen Abda Benameur, il 17enne ucciso a Varago di Macerata, è stato colpito da più fendenti. 2 sono risultati gravi, quello all'addome, un taglio profondo, e quello al costato sinistro che lo ha raggiunto al cuore. Questo sarebbe quello fatale. L'esame autoptico avrebbe anche rivelato altri tagli superficiali alle spalle del giovane. Non ci sarebbero lesioni da difesa. Aymen sarebbe morto pochi secondi dopo il colpo mortale. Intanto continuano le indagini da parte dei carabinieri per far luce su questa tragedia. Il 18enne Elia Fiorindi rimane in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. La tesi del giovane omicida, difeso dall'avvocato Fabio Crea e Luigi Torrisi, sarebbe quella di legittima difesa, di aver cioè reagito ad un tentativo di rapina ad opera della vittima, tesi ancora tutta da accertare. Un'aggressione maturata durante la cessione di un panetto di hashish da parte del 18enne alla vittima. I 2 giovanissimi, è stato accertato dagli investigatori, erano a tu per tu, uno di fronte all'altro. Cosa sia accaduto in un attimo, tanto da far scattare la tragedia, è oggetto di indagine. Ci sono ancora molti lati da chiarire. All'appello manca il cellulare della vittima, risultato sempre spento e sparito nel nulla. E se fosse avvalorata la tesi del 18enne, mancherebbe anche l'eventuale secondo coltello. Intanto le indagini continuano e si attende il nulla osta per il funerale del giovane 17enne. In centro a Treviso, dopo la violenta rapina al negozio Foot Locker, ha riaperto, ma con un addetto alla vigilanza all'ingresso. Domani udienza di convalida dell'arresto per i 2 giovani che sono stati fermati. Il negozio ha riaperto, ma con la presenza di un addetto alla sicurezza all'ingresso. Dopo la violenta rapina di lunedì, durante la quale 2 commessi sono stati selvaggiamente picchiati, Foot Locker ha riacceso le luci, ma i commessi non sono disponibili a rilasciare dichiarazioni sull'accaduto, un po' per le disposizioni ricevute dall'azienda, immaginiamo, e un po' per lo shock subito. E anche i negozianti della zona, pieno centro di Treviso, a telecamere spente, confermano la paura e la sensazione di non sentirsi abbastanza sicuri, anche se qui i controlli di polizia, carabinieri e polizia locale sono intensi. Quanto ai presunti autori del gesto, i 2 diciottenni, fermati poco dopo in stazione dalla polizia e condotti in carcere, saranno sottoposti all'udienza di convalida dell'arresto nelle prossime ore e potrebbero essere scarcerati con l'obbligo di dimora nei comuni del Vicentino in cui vivono. Sull'episodio è intervenuto anche il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani. I fenomeni legati alla microcriminalità sono sempre più aggressivi ed è questo che preoccupa di più, ha detto. Ma Treviso è una città sicura e con molti controlli, non possiamo trasformarla in una realtà assediata. Restiamo in città, allarme questa mattina nella centralissima Piazza dei Signori, dove in pochi minuti si sono precipitati 2 volanti della polizia dirette alla gioielleria Scopa Gioielli, dove in quei minuti era suonato l'allarme. Sul posto in pochi minuti anche il titolare del negozio. Sono stati momenti concitati, il trambusto non è passato inosservato visti il luogo e l'orario. Alla fine gli agenti hanno verificato che all'interno della gioielleria non c'era nessuno. Un falso allarme dunque, che però ha prodotto un'immediata reazione delle forze dell'ordine, visto
vista la rapina di lunedì mattina al negozio Foot Locker di Corso del Popolo, di cui abbiamo appena parlato. E non era in attesa di nessun riconoscimento dello status di rifugiato, come invece sostenuto dal suo legale. Parliamo di Zohain Mohamed Sharif, il 35enne bengalese che alcune settimane fa è stato al centro della cronaca cittadina dopo essersi reso protagonista della violenta rapina in via Zenson a Treviso ed aver aggredito un operatore quarantenne della Caritas. A stabilirlo è la prefettura di Treviso, che dopo aver riconosciuto l'intero iter più volte intrapreso da parte del 35enne per la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, con una nota ha affermato che l'uomo, nonostante avesse presentato diverse domande, erano tutte state rigettate. Il prossimo 16 maggio è previsto l'incidente probatorio che dovrà stabilire se Zohain Mohamed Sharif era capace di intendere e volere al momento di compiere i fatti e se questo è in grado di partecipare ad un eventuale processo e se è socialmente pericoloso. E a proposito di pericolosità, parliamo di quella sulle strade. I giovani sono sempre più distratti al volante anche per l'utilizzo del cellulare. Venerdì nuova edizione al parcheggio dello stadio di Monigo della manifestazione legata all'educazione della sicurezza stradale. Coinvolti tutti gli attori in gioco, l'ACI, il Comune, la Prefettura e ovviamente anche il Ministero dell'Interno. Non sono soltanto i giovani, sono tutte le categorie di utenti della strada che devono comportarsi correttamente e poi c'è una parte che è consistente, quella giovanile, che magari pensa di essere invincibile, di non poter mai soffrire di un incidente. Purtroppo questo li rende più esposti. Invincibili e dunque più esposti. La campagna Insieme per la sicurezza torna a Treviso e allinea attorno agli stessi obiettivi Automobile Club Treviso, Prefettura, Provincia, Comune, Forze dell'Ordine. Si torna a lavorare sul campo per aumentare la consapevolezza dei rischi che incorre chi si mette alla guida in condizioni non idonee o lasciandosi distrarre dal cellulare, fenomeno che non accenna a diminuire. E sembra che ci sia, come dicevo prima in conferenza, questa sorta di dipendenza psicologica che se non leggi subito il messaggio non stai bene ovunque ti trovi, a maggior ragione se sei all'interno di un abitacolo, e invece quello che si è evitare è proprio di avere qualsiasi contatto con il telefonino, dalla stessa presa in mano mentre si vede il telefonino senza neppure leggere il messaggio. Telefonino che rappresenta una fonte di pericolo anche ad una velocità di 50 km all'ora. Venerdì, presso il parcheggio di San Liberale in strada Cisole, per tutta la mattina sono previste attività, crash test e simulatori per auto e moto. Chiunque potrà partecipare. Automobile Club che torna oggi anche sul tema del rinnovo delle patenti dopo gli ultimi incidenti anche tragici che hanno visto coinvolti autisti anche ultraottantenni, come Cirillo Gava, 91enne, colto da un malore e deceduto ieri a Godega di Sant'Urbano. Una ulteriore vigilanza, direi forse sì, non spetta a me deciderlo, neanche auspicarlo, posso solo dire che sicuramente ognuno deve fare il proprio lavoro, il medico stesso non banalmente, ma con le attenzioni che richiede il caso specifico. La Procura di Treviso vuole fare piena luce sull'incidente del 4 marzo, siamo a Gorgo al Monticano, nel quale hanno perso la vita le due ragazze di 17 e 19 anni, sono rimasti gravemente feriti due giovani di 18 e 20 anni. Per questo il pubblico ministero ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale i ragazzi alla guida delle due auto coinvolte. Il 22 maggio saranno assegnate 3 perizie sulla dinamica, sui telefonini che sono stati sequestrati e sulle condizioni dei feriti per ricostruire che cosa è accaduto realmente quella sera. Anziana morta in casa di riposo. Siamo a Motta di Livenza. Questa mattina in Tribunale di Treviso l'udienza a carico delle due operatrici socio-sanitarie coinvolte nell'inchiesta per la morte di Adriana Bortolotti, la pensionata di 95 anni originaria di Bergamo, caduta dalle scale con la sedia a rotelle. Per lo stesso reato sono state condannate con rito abbreviato anche la direttrice e la coordinatrice della casa di riposo Guizzo Marseille. Oggi le due operatrici
Lisa Sollemi, 47 anni, difesa dall'avvocato Alessandra Nava, e Viviana Michalizzi, 41 anni, sono state ascoltate. Hanno ribadito che operavano in quel piano solo 2 persone per 27 anziani non autosufficienti e che avevano sollevato più volte il problema senza essere state ascoltate. Nel piano dove si trovava l'anziana signora transitava diverso personale che secondo la loro versione forse qualcuno avrebbe spostato la sedia a rotelle. Inoltre hanno spiegato in aula che non c'era il freno perché era stato impostato di non metterlo per limitare l'autonomia degli ospiti. Fissata la prossima udienza per il 15 di novembre. Aveva a casa un vero bazar della droga. Continuiamo con la cronaca. Si tratta di un 29enne arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente. L'uomo è originario della Romania ma è residente a Mansuè. È stato trovato in possesso di cocaina e marijuana all'interno del suo domicilio. In casa, nel Pordenonese, sono stati trovati 56 grammi di cocaina, 19 di marijuana, 2.500 euro in contanti e un bilancino di precisione. Siamo al maltempo, abbiamo visto le immagini tragiche che arrivano dall'Emilia Romagna. La nostra protezione civile, già partita, sta dando una mano per i soccorsi. Siamo intervenuti la settimana scorsa con parecchie decine di volontari e stiamo intervenendo anche adesso con circa un centinaio di volontari e una decina di funzionari della regione del Veneto. Stanno operando in varie zone dell'Emilia Romagna, in modo particolare tra Rimini e Cattolica per quanto riguarda il litorale, e nell'entroterra siamo occupati a Cesena, a Riolo Terme, a Brisighella e anche nella zona attorno a Bologna, dove appunto stanno operando secondo le varie specializzazioni. In questo momento hanno ben 23 comuni isolati, hanno decine e decine di strade impraticabili e interrotte, e oltre a questo vorrei ricordare che i quantitativi di pioggia sono stati veramente rilevanti, ci sono stati ben 14 fiumi che sono esondati. La Protezione Civile del Veneto e i Vigili del Fuoco sono partiti per dare supporto alle popolazioni dell'Emilia Romagna drammaticamente colpite dal maltempo. Sotto monitoraggio il Veneto, dove nonostante la pioggia degli ultimi giorni la situazione è comunque sotto controllo. Ci aspettiamo ancora delle piogge perché il tempo non sarà bellissimo, almeno fino a lunedì, però non ci aspettiamo precipitazioni particolarmente importanti. Questo anche grazie agli interventi effettuati negli anni. Dopo l'alluvione del 2010 la Regione si è data come obiettivo prioritario quello di mettere in sicurezza il territorio del Veneto. Ci furono, lo ricordo, 32 rotture originali, mezzo Veneto allagato, tutta una serie di frane in montagna, quindi è una situazione molto complessa. Da allora sono stati realizzati cantieri, centinaia e centinaia di cantieri per un importo di circa 1,5 miliardi di euro, 320 milioni in questi ultimi 8 anni solo di manutenzione del territorio. Ancora non è sufficiente perché dopo l'alluvione del 2010 la Regione fece un piano insieme all'Università di Padova individuando tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza il Veneto, e il piano ammonta a 3,5 miliardi di euro, quindi se ne abbiamo realizzato 1,5 vuol dire che c'è ancora molto da fare, però la strada intrapresa è quella giusta. Partite da tutta la Marca le squadre di protezione civile appunto per portare aiuto in Emilia Romagna. Tra i primi ad arrivare a Rimini e Riccione ci sono i volontari di Preganziol, Casale sul Sile e Conegliano. Siamo partiti ieri su attivazione della Regione Veneto a supporto qua delle zone alluvionate dell'Emilia. Siamo in totale 4 da Casale e abbiamo accorpato con noi 2 da Preganziol, per cui c'è anche questa bella collaborazione tra associazioni limitrofe. Una solidarietà che arriva da tutta la provincia. Tra loro, infatti, anche uomini partiti da Conegliano per portare aiuto nei territori alluvionati dell'Emilia-Romagna, duramente colpita in queste settimane dal maltempo. Ieri ci hanno mandato in serata, in tarda serata, a fare degli interventi di svuotamento scantinati e seminterrati a Rimini, fino quasi alla mezzanotte. Poi stamattina siamo finiti in colonna mobile, ci hanno accorpato la colonna mobile della Regione Emilia e siamo arrivati a Riccione sempre per lo stesso tipo di interventi. I volontari della Protezione Civile sono stati tra i primi ad arrivare a Riccione, dove la situazione, nonostante la tregua dalla pioggia, resta critica. Le notizie sono abbastanza tragiche, nel senso che parlano di chiusura dell'autostrada addirittura.
Ieri sera le ferrovie, anche quelle erano interrotte, si vedono i fiumi che hanno un livello veramente che fa paura ma tutti i seminterrati sono andati tutti sotto, ma veramente tutti. Perciò diamoci da fare come meglio possiamo. E da parte della popolazione romagnola, piena collaborazione e sostegno ai volontari della Protezione Civile. Alla popolazione devo dire la verità che sono abbastanza tranquilli, nel senso che si lasciano lavorare e sono anche felici di dare una mano, di mettere su un caffè quando possono. Insomma, siamo ben accolti sicuramente. La nota predisposta dai tecnici del Senato nelle scorse ore che mette in discussione il progetto sull'autonomia differenziata del ministro Calderoli, una nota poi ritirata, definita come bozza. Su questa possibilità di rallentamento abbiamo chiesto il parere dei trevigiani. Attenzione al pericolo di aumento delle diseguaglianze tra le varie regioni su molti temi, dalla sanità all'istruzione. Parliamo di uno studio sull'autonomia differenziata fatto dai tecnici del Senato e pubblicato, non si sa se per errore o volutamente, su un sito internet, poi ritirato, definito una bozza, ripubblicato. A pensar male sembra un'operazione voluta da chi, nella stessa maggioranza, vuole frenare il decreto del ministro Calderoli. Ma cosa ne pensano i trevigiani? Questa autonomia mi sembra un po', come si dice, lasciata in sospeso, in stand-by. Ecco, speriamo bene, dai. Vorrebbe un po' più di decisione, di velocità lei? No, ma non c'è concretezza, ma questo si percepisce, si tocca con mano, quindi se non c'è concretezza mi pare di capire e di dire anche che il discorso va bene così. Mi dispiace perché ci voleva, perché sono diversi anni che Zaia e il suo gruppo cercano di portare avanti questa proposta, ma purtroppo il Sud ci blocca. Vedremo. Ma lei parla già al passato, come se non si faccia più? Ma sai, Roma comanda. Abbiamo votato per cosa? Alla fine invece dovrebbero crederci a noi veneti che l'autonomia è molto 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 utile e lasciar perdere certe cose. Come andrà a finire? Ma io spero che vinca, cioè che Zaia riesca ad avere questa autonomia. Non so niente. Non le interessa? No, mi interessa, ma non sono... non seguo. Come va a finire? Non ne ho la più pallida idea, guardi. Perché... Aveva votato lei a suo tempo? No, non avevo votato perché non abito qua. Ma l'Italia è fatta così. In che senso? Ci vuole tempo per tutto. Quindi lei non si... A parte che magari lei non è nemmeno favorevole, non lo so. No, io sono favorevole all'autonomia. E quindi secondo lei insomma non c'è da preoccuparsi, prima o poi arriva? No, i tempi sono sempre lunghi. A Treviso la nuova giunta, il Conte bis potrebbe riservare delle sorprese, il sindaco rieletto parla di riorganizzazione delle deleghe con qualche novità. Sentiamo. Sarà una scelta che compete a me, però al momento non mi sono arrivate richieste, quindi nei prossimi giorni comincerò io a contattare gli alleati per avere una richiesta di desiderata. Insomma, la composizione della nuova giunta non sarà solo un'operazione matematica, un calcolo di pesi e proporzioni. Nel Conte bis è già prevista una riorganizzazione delle deleghe con alcune novità. Ricordo che nel primo mandato abbiamo affrontato insieme alla comunità uno dei periodi storici più duri in assoluto del dopoguerra, caratterizzato dalla pandemia, che ha visto cambiare le sensibilità e le esigenze della comunità, e quindi in base a questo ridisegnerò anche le deleghe, inserirò alcune deleghe che al momento non erano previste, come la delega ai grandi eventi, e quindi stiamo componendo i vari assessorati in base alle deleghe, ma non ho ancora pensato alle persone. Treviso punta ai grandi eventi, la novità sarà la delega che allinea polizia locale, cultura, sport e attività produttive. Insomma, un assessorato che potrebbe portare il nome di quell'Andrea De Checchi che, se le urne non hanno premiato, Conte sembra deciso a voler far rientrare dalla finestra. La promozione di De Checchi nasce anche dal 65%, ricordo che se siamo arrivati al 65% è merito certamente del sindaco, ma anche della squadra di giunta e di consiglio che l'ha accompagnato. Quindi io voglio condividere con i miei colleghi questo risultato straordinario, e quindi al di là
del risultato elettorale. Silenzia Conte sul nascere le voci che lo darebbero in lizza per la segreteria regionale del partito. Alla luce del risultato ottenuto, mi fermo, dice, al doppio incarico. Francamente significherebbe mancare di rispetto ai miei cittadini, ma anche ai militanti della Lega, quindi in questo momento non sono in grado di ricoprire il terzo ruolo. Occhi puntati sulla giunta trevigiana anche da parte dei coordinatori provinciali degli alleati di maggioranza. Parliamo dunque di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Le aspettative sono quelle in base ai risultati che abbiamo ottenuto, quindi all'interno di una coalizione che ci sia lo spazio anche per Fratelli d'Italia proporzionalmente a quello che è il risultato elettorale, con una logica che è quella meritocratica. Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Montuori, si affida ai numeri che sono difficilmente interpretabili. Il partito di Giorgia Meloni in città è passato dall'1,52% del 2018 all'11,29% di questa tornata elettorale delle comunali, e in giunta a Cassugana si aspetta un'adeguata rappresentanza. Riteniamo che in base a quelli che sono i risultati dei voti poi ci sia anche una equa proporzione di rappresentatività. Tutto qui siamo passati da 500 voti a 3.800 voti, quindi vuol dire che 3.800 cittadini hanno scelto Fratelli d'Italia. 2 i posti in giunta che Fratelli d'Italia si attende, e se il ruolo di vice sindaco potrebbe essere affidato questa volta al più votato della maggioranza, Alessandro Manera, in bilico sembra invece il posto del vice sindaco uscente Andrea De Checchi, che in consiglio non è entrato. Dal suo partito Forza Italia il coordinatore provinciale Fabio Chies nomi non ne fa. Ma queste poi sono questioni che sceglierà Mario Conte da sindaco, ovviamente. Penso che lo sentiremo nei prossimi giorni. Andrea De Checchi ha fatto il suo, è stato un grandissimo vice sindaco, e penso che anche il risultato che ha ottenuto le urne sia un risultato assolutamente lusinghiero, con centinaia di preferenze, per cui hanno dato anche modo e riscontro al suo operato. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochi secondi. TG Treviso, ben ritrovati. Tra gli incontri politici di ieri a seguito della tornata elettorale, uno che può considerarsi storico ci ha visti per certi versi coinvolti direttamente. Salvini, vedi, non ho mai avuto l'onore che mi dicesse: Giancarlo, come stai, come va, eccetera. Non ho mai avuto un colloquio, non ho mai avuto un saluto, perché se lo trovavo gli dicevo: ascolta Salvini, se tu sei qua lo devi a Gentilini. L'aveva espresso ieri per l'ennesima volta ai nostri microfoni durante la diretta elezioni. Detto, fatto. Così nel pomeriggio, alla notizia che alle 16 il ministro Salvini sarebbe passato per un saluto a Cassugana, in accordo con il segretario Coin e il sindaco Conte, siamo andati a prendere a casa Gentilini e lo abbiamo riportato nel suo municipio. Buongiorno signor sindaco. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Sempre informato. Ciao ragazzi. Così. Pochi minuti dopo l'incontro. Eccoci. Porca Dio, finalmente. Ciao. Ti ho cercato con la Elena. Addio. No, sono venuto apposta io da te. Hai visto? Non sei venuto nel nome dell'autonomia. Sono venuto io. Gran risultato. Gran risultato. Ma vedi che volevo dirti che se io non vincevo nel 94... Tutto è mai fatto. Tutto è partito da te. Ecco, hai capito. Loro amano come... Subito il riferimento a quelli che Gentilini definisce i suoi pupilli, Zaia e Conte. Soddisfatto o no? Certo. Risultato... Io ho allevati tutti. Buona scuola. Sono Buona tutti i miei figli, ricordatelo politicamente. E l'onestà è una delle cose che ho trasmesso a tutti quanti. Grande. Hai capito? Andiamo a festeggiare con un caffè, dai, via. Dai, andiamo su, fai strada. A seguire l'incontro lungo e riservato con il segretario della Lega, ma anche ministro alle infrastrutture. Al termine i saluti, un Gentilini davvero soddisfatto per i tanti concetti che finalmente ha potuto consegnare a Salvini, soprattutto uno che gli stava particolarmente a cuore. Gordito, devi impegnarti perché il popolo veneto e la Lega è nata qua nel Veneto e deve rimanere come caposaldo per le future elezioni, anche quelle politiche.
Il nostro viaggio tra i comuni con i sindaci eletti, siamo a Moriago della Battaglia, da vice sindaco uscente a sindaco Loris Rizzetto. Arrivo da 3 mandati da vice sindaco. Le ultime elezioni sono state più che soddisfacenti, abbiamo ottenuto un risultato ottimo perché un 74% mi sembra più che buono, do merito a tutta la squadra. Una squadra compatta, secondo il nuovo sindaco di Moriago, che ha lavorato bene e che ha fatto la differenza per questa campagna elettorale. Con la lista Lega Progetto Futuro, il nuovo sindaco ha ottenuto 996 voti, triplicando quelli dell'avversaria Michela Ghizzo, che si è fermata a 339. Da vice sindaco uscente, Rizzetto conosce le necessità del paese. Tra le prime azioni da sindaco, il Polo per l'infanzia. All'interno del nostro programma dobbiamo portare a termine l'ampliamento del Polo per l'infanzia, un'opera di 2.700.000 euro, quindi un'opera importante che ha anche dei tempi ristretti per portarla al termine, quindi quella sarà sicuramente, saremo focalizzati su quella e poi man mano attingeremo dal nostro programma le varie opere. Abbiamo il dislocamento dell'ecocentro, il miglioramento di Via Aldo Moro, la piazza della Vittoria dove ci troviamo adesso, insomma abbiamo diverse cose in programma. E da sindaco che ha corso con il simbolo della Lega, Rizzetto si trova in linea con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, una Lega che in Veneto è in netta ripresa. Mi sembra che la Lega si sia nel nostro territorio, nella nostra provincia, si sia ben comportata e abbia ottenuto di buoni risultati. Partiamo dal comune di Moriago della Battaglia, dove ben si è distinta. Anche a Treviso, il capoluogo nostro, penso abbia ottenuto un ottimo risultato, ha vinto in maniera netta senza passare per il ballottaggio e so che in altri comuni comunque si è ben distinta. Quindi per noi della Lega era comunque un motivo non di rivincita, ma di dire ripartiamo bene. E come in tutte le cose ripartiamo dai nostri valori e dalle persone. Centrodestra che espugna il municipio di San Biagio di Callalta, oggi ospite della prima edizione Valentina Pillon, nuovo sindaco. Sicuramente noi non vogliamo abbandonare un percorso di continuità per alcune opere perché vogliamo garantire in questo senso. Dall'altro lato però ci sono in ottica lungimirante delle progettualità che ci vedono ragionare in una maniera diversa. Salva la pista ciclabile Olmi-Silea, collegamento con i comuni di Silea e Treviso, scarta il parco urbano di 10 ettari, scegliendo piuttosto di destinare uno spazio verde per ogni frazione. Valentina Pillon, atleta, allenatrice di pattinaggio artistico, campionessa nazionale italiana, è il sindaco più giovane eletto in questa tornata elettorale in provincia di Treviso. Dal 2022 delegata nazionale ANCI Giovani alla salute e al benessere. Commenta un centrodestra che in provincia non sempre ha saputo trovare l'unità. Ci sono dei personalismi che debbano essere messi da parte per un bene comune, per un bene di sintesi e quindi è vero che talvolta il centrodestra si è trovato diviso, però abbiamo avuto la netta dimostrazione che anche a San Biagio, che è un comune, una roccaforte del PD, quando un centrodestra corre unito con un progetto vincente basato sulle persone, allora non dico che la vittoria sia semplice, però è un progetto che torna ad essere credibile. E quindi io dico, è meglio fare tutti un passo indietro per il bene comune. Merito e competenze saranno premiati nella composizione della nuova giunta, per la quale si dà 2 settimane di tempo. Potrebbe tenere per sé la delega del bilancio oppure quella dello sport. Primo pensiero, i giovani, l'obiettivo, l'ampliamento del palazzetto dello sport. Noi ancora diversi anni fa avevamo raccolto una petizione di 2000 firme per un nuovo palazzetto dello sport, ma non è il classico esempio di voler edificare un qualcosa di nuovo, ma è perché noi crediamo che all'interno di questa struttura ci possono essere delle bellissime realtà sportive. L'albero del bene, pane nostro, il significato del pane nelle tradizioni religiose monoteiste e la sua trasformazione nella contemporaneità. È un'iniziativa che si terrà tra Treviso e Lancenigo il 18 e 19 maggio. Il primo incontro sarà alla Camera di Commercio di Treviso Belluno a partire dalle ore 17. Alle 19 invece si potrà partecipare ad una tavolata della solidarietà con la Caritas diocesana e il Comune
La comunità di Sant'Egidio, comune di Treviso. La cena è organizzata con la collaborazione della scuola professionale Lapido Rocco e degli scout del gruppo Treviso 7. L'evento, dedicato al valore del pane, continuerà venerdì 19 con un incontro all'Istituto Alberini di Lancenigo che culminerà con un convivio curato dagli studenti della scuola. La giornata terminerà alle 17 in Camera di Commercio. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. Politica in primo piano, Cindy Manusci è il nuovo sindaco di Pieve di Cadore. Sono giornate frenetiche, le prime dedicate all'assolvimento delle incombenze burocratiche in attesa della definizione della giunta che affiancherà la neosindaca per i prossimi 5 anni. Cindy scritto come pronunciato, Manusci con la S, l'H e la I senza la C. Si presenta così nel suo profilo personale Facebook con una modalità che annulla le distanze, che è capace di far leggere i tratti di un carattere schietto, determinato, serio. 31 anni il prossimo luglio, avvocata civilista, Cindy Manusci da 2 giorni è la nuova sindaca di Pieve di Cadore e sono già giornate frenetiche, passaggio di consegne, conoscente Giuseppe Casagrande e conoscenza degli uffici, i primi compiti istituzionali. Nei prossimi mesi l'importante è procedere proprio per impellenze, quindi provvedere prima alle questioni pendenti, quelle più irrisolte al momento, e proseguire quelle che derivano appunto dall'amministrazione uscente, dopodiché si penserà alla realizzazione del programma. Che è molto ambizioso, rivolto al futuro, ai bisogni della persona e del paese, e che richiede l'apporto di risorse straordinarie. La squadra di Pieve Futura si è mobilitata ed è impegnata con scrupolo, spinta dall'urgenza di amministrare la cosa pubblica con serietà e dedizione, perché amministrare la cosa pubblica, afferma Cindy Manusci, è un'attività sacra. Superare il quorum, lo scoglio più sofferto. Nel momento esatto in cui ci hanno comunicato che il quorum era stato appena raggiunto, è stato un momento di grandissima gioia che sarà chiaramente memorabile per tutta la vita. Ecco, è una cosa collettiva però, che ho spartito con il gruppo, come tutte le difficoltà, le gioie di questo periodo. Una squadra che unisce l'esperienza di chi conosce la macchina amministrativa all'entusiasmo di un gruppo di giovani. Non sono appunto fan accanita, dicevo, del giovanilismo puro, perché poi alla prova dei fatti, occorrerà amministrare e in qualche modo noi abbiamo bisogno del sostegno delle persone che questa cosa non hanno fatto prima di noi e che possono in qualche modo indirizzarci al fine di fare al meglio il nostro dovere. Questa esperienza si deve tradurre in una grande opportunità per Pieve e non soltanto una mera scommessa personale. Cencenighe a Gordino, sindaco per la terza volta, la seconda consecutiva. Mauro Soppelsa, martedì prossimo, durante la riunione del Consiglio Comunale di insediamento, il primo cittadino annuncerà i componenti della Giunta. Sindaco per la terza volta, la seconda consecutiva, Mauro Soppelsa continuerà a reggere le sorti del comune di Cencenighe a Gordino, poco più di 1200 abitanti, incastonato tra la Valle del Biois e la Valle del Cordevole. Ma è stata un'elezione che ha lasciato l'amaro in bocca al neo primo cittadino per la scarsa affluenza alle urne. Ci riteniamo soddisfatti, anche se l'amaro in bocca rimane sempre, perché così tante persone non si recano alle urne, e soprattutto in un piccolo paese dove tutti ci si conosce, dove i consiglieri fanno opera di volontariato, ci si aspetterebbe sempre un riconoscimento in più per il lavoro che viene svolto appunto soprattutto dai consiglieri. Però vediamo il bicchiere mezzo pieno e quindi siamo soddisfatti. Soppelsa guarda al bicchiere mezzo pieno e quindi riparte con slancio e passione per amministrare il suo comune. Martedì prossimo il primo consiglio comunale, l'ufficializzazione della giunta composta da un assessore e un vice sindaco. Poi sotto con il lavoro e le progettualità, dalla prosecuzione delle opere pubbliche fondamentali per la salvaguardia del territorio ai progetti PNRR, complicati da portare avanti con le poche braccia a disposizione dell'amministrazione. Se non si sburocratizza in modo efficace, è difficile per le piccole amministrazioni andare avanti, perché le assicuro che gran parte del lavoro che dobbiamo fare è burocrazia che potrebbe essere ridotta notevolmente. Sburocratizzazione, lotta contro lo spopolamento della montagna che fa il paio con la denatalità, condizione che oramai unisce ogni angolo della provincia. Io ritengo che o arriva da parte dello Stato un sostegno della famiglia, un sostegno alle donne, un sostegno quando ci sono più figli, che inverta la tendenza come ha fatto in altri paesi stranieri,
oppure veramente non riusciremo a invertire la tendenza. Si è insediato il nuovo consiglio di gestione della Fondazione Teatri delle Dolomiti, pronto ad affrontare il mandato conferito dal sindaco De Pellegrin, con l'impegno di valorizzare l'importante risorsa culturale della comunità locale. Innovazione, apertura all'esterno e progettualità più vasta. I presupposti per l'avvio dell'attività del nuovo Consiglio di gestione della Fondazione Teatri delle Dolomiti sulla carta ci sono tutti, dichiara il neopresidente Massimo Ferigutti dopo la riunione di insediamento del gruppo di lavoro. Il primo atto ufficiale è certamente una novità. Abbiamo deciso col Consiglio di gestione è stato quello anche di appoggiarsi a tutta una serie di coordinatori che in qualche modo ci aiuteranno soprattutto con le associazioni culturali a dare spazio e visibilità a tutto un mondo che finora è stato in qualche modo sommerso. E quindi spazio alle figure di coordinatori per la musica, il teatro, la danza, le mostre e gli eventi, la cui nomina ha sollevato però un polverone fra gli addetti ai lavori perché fatta senza una richiesta preventiva di manifestazione di interesse. Ferigutti guarda alla nuova primavera per la Fondazione, che intende ripianare il passivo di 55.000 euro causato dal Covid, spiega il Presidente, ma non esclusivamente dalla pandemia. È stata tutta una situazione, della politica che ha passato varie amministrazioni, che chiaramente ha portato e ha condizionato i presidenti ad attuare tutta una serie di strategie, poco imprenditoriali. In fase di predisposizione, intanto, c'è il nuovo tariffario per l'affitto del teatro comunale. E valorizzare il teatro anche aumentando i costi che sono a mio avviso molto bassi rispetto a tutti i vari teatri regionali e nazionali, e quindi rivedere un attimo tutti i prezzi anche su tutto quello che riguarda l'apparato tecnico. Riconfermati i residenti teatrali, ma dovremo stringere la cinghia, afferma Ferigutti, e apertura della Fondazione all'esterno. La Regione e la Fondazione Cari Verona ce lo chiedono e credo che ormai bisogna aprirsi al mondo e quindi più collaborazioni ci saranno, più rete si farà e sicuramente ci sarà tutto un maggiore sviluppo. Noi ci fermiamo, TG Treviso termina qui, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati ancora una volta in nostra compagnia, buona serata con Antenna 3. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica si mantiene decisamente debole su tutto il paese. Sul nostro territorio, tuttavia, il tempo sarà più asciutto. Vediamo il dettaglio di giovedì 18 maggio. Sul Veneto contesto maggiormente stabile, avremo tratti soleggiati, specie al mattino. A seguire cielo molto più nuvoloso, con anche qualche isolata precipitazione sulle zone montane. Venti tesi dai quadranti orientali. Temperature in ripresa, minime tra 9 e 13 gradi, massime invece tra i 16 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il contesto sarà lo stesso, cielo anche qui nuvoloso, non escluse delle parentesi soleggiate, bassa probabilità di deboli piogge sui rilievi. Soffierà bora moderata, temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà coperto al mattino con possibilità di alcune deboli precipitazioni nel pomeriggio. Poi sarà via via più probabile anche qualche schiarita. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.